Libertà e legalità, due parole, due macigni, due parole importantissime. La libertà è quello che caratterizza il nostro essere umani. E senza libertà, cioè senza realizzare la nostra libertà, non siamo nulla. Ecco, la libertà è un grande diritto che noi abbiamo di essere liberi, ma è anche il nostro dovere. Cioè io penso che ognuno di noi ha il dovere e il diritto di realizzare la scintilla unica, personale che ha dentro di sé. Questo è quello. Ogni uomo è diverso, ogni ragazzo, ogni persona è diversa e ognuno all'inizio della propria vita deve, all'età adolescenziale, così connettersi con questa sua particolarità, aiutato dai maestri, dai professori, dai genitori, la sua unicità e cercare di realizzarla contro tutto, contro tutti. Ecco, solo questo è importante nella vita, credo. Realizzare, esercitare la propria libertà. Oggi siamo tutti dei grandi pecoroni, purtroppo, no? I media, le televisioni, i social network ci bombardano. Lo so che l'avete già sentito 1000 volte, ma è profondamente vero, è profondamente vero. Siamo ottenebrati dai bombardamenti mediatici che ci arrivano e per cui dopo un po' diamo per scontato, crediamo qualsiasi cosa ci viene detta. Io penso che ognuno di noi ha il diritto e il dovere di scoprire la propria verità. I grandi uomini che hanno fatto la storia, che hanno cambiato l'evoluzione umana, sono tutte persone che si sono connessi soprattutto e hanno esercitato la libertà di essere quello che loro pensavano giusto e quindi sono andati contro a quello che la scienza diceva in quell'epoca, a quello che i potenti dicevano in quell'epoca, a quelli che erano i luoghi comuni e l'uomo è andato avanti soltanto così è andato avanti l'uomo. E la legalità, noi in Italia abbiamo la Costituzione più bella del mondo, è incredibile e oggi viviamo in una situazione di illegalità, non ce lo dicono anche questo, ma io mi auguro che voi, i vostri insegnanti, vi facciano leggere la Costituzione. Oggi il mondo neoliberista tradisce costantemente ogni giorno una Costituzione italiana che dice che tutti gli uomini hanno gli stessi diritti sociali ed economici, parla di collaborazione. Oggi siamo in un mondo dove vince il più forte, dove il più forte ogni giorno schiaccia di più il più debole. I ricchi sono sempre più ricchi, e non li tassiamo neanche, pagano delle tasse ridicole, e i poveri sono sempre più poveri. Questo è anticostituzionale. La Costituzione italiana è stupenda, parla molto anche delle libertà, ma non solo della libertà intesa nel senso così generale, ma proprio delle libertà individuali, della libertà spirituale, della libertà appunto di realizzare a livello artistico, spirituale, sociale quello che noi siamo. Leggete la Costituzione e cercate di capire concretamente quanto oggi sia tradita e cosa possiamo fare per cambiare le cose. I film che io vi invito a vedere sono un po' particolari, li ho buttati giù un attimo fa. Uno è Into the Wild, che è un film di Sean Penn, che mi è piaciuto moltissimo, che racconta la storia di un ragazzo che prova fino all'estremo a seguire la libertà, no? Non dico niente, è un film stupendo, ma penso a Gandhi, riguardate questo film bellissimo, la storia vera di Mahatma Gandhi, di questo piccolo uomo mezzo nudo che ha fermato il più grande impero dell'epoca, che era l'impero inglese, e forse l'unico stato coloniale che ha avuto la libertà e l'indipendenza prima degli altri senza la violenza. E poi Francesco d'Assisi, il film di Zeffirelli, vi sorprenderà, ma anche questo è un grande film sulla libertà, perché Francesco è un personaggio rivoluzionario, è un uomo che a un certo punto, un giovane uomo che decide di seguire il suo essere, il suo sentire e crea scandalo sia in casa propria, in famiglia, col padre, tutti, sia nella chiesa. E Quasi amici, è un film bellissimo che forse avete visto, riguardatelo perché fa molto ridere, è molto divertente, ma guardatelo come un film sulla libertà. E abbiamo due personaggi protagonisti principali e uno appunto è legato perché è paralizzato, ma è legato anche a livello mentale perché segue i luoghi comuni, segue un po' il buonsenso, e quell'altro apparentemente è un mezzo disperatello, il nero simpatico, ma è uno che invece si è connesso col suo essere, con la sua essere libero,
e la libertà è contagiosa. E infatti godetevi questa bellissima storia. E un altro, vi consiglio un mio film, oltre a, avete già visto, Liberi di scegliere, e invece il Maestro Manzi, si chiama Non è mai troppo tardi, è la storia vera, lo dico non perché l'ho fatto io, ma perché è un bellissimo film, perché è una bellissima storia di questo uomo che negli anni 60 e 70 ha inventato questo programma televisivo e ha insegnato agli italiani, e prima ai bambini in carcere e poi agli italiani analfabeti in televisione, ha insegnato qualcosa di molto profondo, molto importante. E anche lui l'ha fatto a modo suo, ha avuto un successo enorme perché invece che seguire le regole generali ha seguito le regole personali, profonde, che sono in ognuno di noi, ma che sono le regole dell'universo. Se veramente ci connettiamo in qualcosa di profondo, riscopriremo le grandi leggi dell'uomo, che in tutte le parti del mondo, in tutte le religioni, in tutte le culture, sono quelle principali, che oggi sono dimenticate.